Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, c'era anche un ragionamento qui all'interno durante la pubblicità molto interessante, poi ovviamente andremo ad ascoltarlo. Allora, Bisato vuole intervenire, poi voleva intervenire anche Boldrin e anche Valerio che non ha ancora detto nulla. Bisato rapidamente voleva intervenire, aveva alzato la mano. Allora, la situazione è drammatica, lo stiamo constatando tutti, ma questione non di settimane, di giorni, di giorno in giorno. Allora, alcune cose, sono d'accordo che alla fine serve un intervento sovraordinato, sovra lo Stato, almeno dell'Unione Europea, ma intanto alcune cose le possiamo fare e bisogna farle subito. Adesso ridivento tecnico, ma bisogna capirci. Oltre a quella borsa dell'energia, c'è un'altra questione che è là, che si può gestire immediatamente, che tu vendi l'energia prodotta con le fonti rinnovabili allo stesso prezzo di quella prodotta con i fossili. Siccome il pannello fotovoltaico e la ruota che gira costa, anzi l'idroelettrico che è ancora più semplice da capirsi, l'acqua che fa il salto, ti produce l'energia allo stesso costo di prima. Ce ne sono molte solo in Alto Adige, quindi abbiamo pochissime però. Ma a Sistema Italia... Beh, credo era presente una trasmissione, abbiamo fatto un collegamento sì, con ma come Sistema Italia c'è un 40% di energia prodotta con le rinnovabili. Lì producevano un extra profitto alle società che producono e vendono, perché lo producono allo stesso prezzo e lo vendono a quel famoso prezzo della borsa di Amsterdam. Dividiamo subito il controvalore, perché se è vero che questa speculazione è altrettanto vero che Putin, chiudendoci un giorno sì e l'altro no il rubinetto che arriva a Tarvisio, perché abbiamo 3-4 posti in Italia dove arriva il gas, quello di Tarvisio noi eravamo legati filo al collo con quel gas là, ma adesso progressivamente ci stiamo sganciando, pagandolo di più, questo è vero, ma andiamo a comprarsi in Libia, in Azerbaijan, facciamo arrivare quello liquido da rendere gassoso, aggiungo, ok? Progressivamente, velocemente bisogna sganciarsi da Putin. Sono paesi più o meno come la Russia. Aggiungo, per via della lungimiranza, queste sono le robe che abbiamo di fronte. Ponti uguali, non so che esatto, è marcato, aggiungo, per la lungimiranza che la politica ha sottovalutato, come sottovaluta parecchie cose, che l'Adriatico ce n'è di gas, però non ci sono. Sì, è vero, però anche qua va detto che per ricominciare a riprodurlo non è che ti strucchi il bottone domani mattina ce l'hai che ti viene fuori dal tubo. Era per la lungimiranza, invece che litigare si fa, e se qualcuno in tempi non sospetti lavorava con la prospettiva che l'energia è un bene assoluto per vivere, avrebbe fatto questo. Io parlo nella lungimiranza, ma in Italia la lungimiranza le ho fatto il paragone della strada a 2 corsie invece che a 4. Quindi robe a breve, ma lancio subito una proposta, perché la raccoglievo anche nel parlarci prima di iniziare la trasmissione. Trasformiamo il 110, che ha tantissimi abusi e distorsioni, quella sulle case private, per dare degli incentivi veri a tutte le aziende perché mettano sul proprio capannone, li rivestano tutti dei pannelli fotovoltaici. Io penso che già qua stasera ci sia qualcuno che dice: mio faria, se ho la possibilità di metterci un po' del mio, un bel incentivo e investimento per l'azienda, perché ne usciremo solo con le rinnovabili. È un paradosso quello che dico, nel breve bisogna tamponare ancora con i fossili, ma dobbiamo spingerci ancora di più di quanto pensavamo sulle rinnovabili. No, lasciamo, scusa, Boldrin, che è un'azienda leader nel settore dei gas combustibili e tecnici, dice, e mi dice, poi me lo spiegherà lui, che ha realizzato una tecnologia che può fungere da alternativa al gas metano con un risparmio di costi. Mi sembra che se è così, e se ce la può spiegare... Notevoli, sì, anche risparmio di costi notevoli. Mi ricollego alle 100.000 problematiche sviscerate qui, perché settimana scorsa ero a Milano, dalla mattina alla sera il caffè da €1 all'euro 20, quindi un 20% che va a pesare sulle tasche. Che è aumentato nella giornata. Si faceva l'esempio del ristorante, ma in realtà queste cose stanno avvenendo. Il problema è che le aziende si sono trovate tutte impreparate e in questo momento si vedono arrivare delle bollette, dei conti che alla fine, facendo i conti, come parlavamo appunto con il Molon prima, facendo i conti per bene, tutto quello che ho venduto nei mesi prima l'ho venduto sotto costo, perché se vado a spalmare i costi energetici che mi sono stati riversati senza preavvisi direttamente su quello che io ho venduto in mesi antecedenti, mi trovo veramente con un deficit non indifferente. In effetti quello che si stava
parlando nei giorni scorsi in Confapi, proprio era il fatto che le aziende oggi stanno lavorando sotto costo, ed è una verità dopo tutto alla fine. Adesso è un'onda lunga che in questo momento, grazie diciamo, un po' alla situazione che si è ripristinata del dopo Covid, l'economia ha cominciato a galoppare, l'estate ha giocato pro per le imprese balneari, per il turismo, questo, l'altro Mi sembra un paradosso, mi scusi se la interrompo maleducatamente, che quando riprendono le cose succede qualcosa che le fanno ritornare giù. No, noi siamo un mondo davvero, un periodo non dei più fortunati. Però il problema dell'energia, in Federacciaia ad esempio, già a giugno del 2021 veniva portato in evidenza. Giugno del 2021 eravamo a 24-25 euro al megawatt, a settembre-ottobre dello scorso anno eravamo già a 28 e dopo c'è stata questa escalation, ma era già stato previsto questo purtroppo. Quello che fa incavolare è proprio la lentezza nel vederle queste cose, come giustamente diceva anche lei, cioè ce ne accorgiamo, nessuno reagisce, nessuno fa niente. E qui veniamo a quello che è anche il problema nostro, perché in questo momento noi come azienda, il Polo del Triveneto ha una bella concentrazione di imprese che lavorano nel mondo delle tecnologie del gas, grazie anche alle scelte del buon Enrico Mattei del dopoguerra per le scelte energetiche di questo paese. Sono nate veramente delle bellissime aziende nel mondo delle tecnologie del gas che esportano in tutto il mondo. Tecnologie che devo dire primeggiano poi oltretutto. Noi una decina d'anni fa abbiamo rilevato un vecchio progetto Eni, nel periodo della metanizzazione negli anni 70-80, chi di noi ormai abbiamo tutti più o meno i capelli grigi, si ricordiamo, in quegli anni lì ci fu il boom e lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas metano. In quel momento le infrastrutture non esistevano e Eni insieme con un imprenditore privato di Milano fece una società dove Eni governava il 51% di questa azienda e vennero realizzate delle tecnologie che potevano portare alle condizioni del gas metano un qualsiasi altro combustibile. In questo caso, in questo momento noi utilizziamo il GPL, che è il più semplice da adoperarsi, per supplire alle carenze, alle mancanze infrastrutturali o alle carenze di distribuzione che c'erano all'epoca in quegli anni lì, perché ancora adesso molte zone alpine del nord Italia non sono servite dal metano, ma sono servite dal metano sintetico, SNG, Synthetic Natural Gas. È una tecnologia che molto collaudata, abbiamo più di 500 impianti sparsi in giro per il mondo in diverse realtà. E come funzionerebbe per semplificare? Aspiriamo l'aria dall'ambiente oppure a seconda delle condizioni di lavoro del nostro impianto o aria compressa e lo andiamo a miscelare con un gas diverso dal metano, che in questo caso il più vicino è il GPL, quindi o il butano o il propano. Lo portiamo nella miscelazione allo stesso indice di combustione, l'indice di VOB del metano, e lo mettiamo in rete praticamente. Quindi la signora Maria che Quindi ho capito, questi per semplificare, perché ovviamente quanto tempo si potrebbe ovviamente soddisfare le esigenze della popolazione, di quanta popolazione nel ragionamento che sta facendo, perché come diceva Bisato bisogna farlo in tempi brevi e quindi è possibile A, farlo in tempi brevi, B, quante persone può accontentare questa sua idea che sicuramente sarà... Ma è un'idea che in realtà è diventata realtà perché sono 40 anni che esiste. E il fatto è che oggi la nostra azienda si occupava di questi impianti in giro per il mondo, in zone tipo il Bangladesh, il Cile, l'America Latina, eccetera, dove ci sono delle forti carenze infrastrutturali. Qui in Italia, come in tutta Europa, eravamo abituati, come l'acqua corrente e l'energia elettrica, ad aprire il gas e avere con molta facilità, senza chiedersi da dove veniva, il gas metano. Adesso il problema fondamentalmente non è la carenza del gas, perché se stiamo a guardare tutti gli aspetti speculativi che ci sono dietro, bisognerebbe prima analizzare quelli, ma in realtà in questo momento è il portare e calmierare i prezzi. Io purtroppo sono in contatto con... Però mi risponda alla domanda, sì. In quanto tempo si riesce a soddisfare nel modo che ha spiegato lei in questa operazione la popolazione e quanta popolazione si può soddisfare? Perché se il progetto che lei mi sta raccontando, che è ovviamente ottimo, sarà pronto fra 3 anni. No, è già attivo anche qua in Italia, noi abbiamo reti canalizzate. E quante persone può soddisfare in tempi brevissimi? Allora, in tempi brevissimi neanche uno, perché il problema grosso è che siamo talmente pieni di lavoro che non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Ad oggi siamo sui 6-7 mesi per le imprese. Già meglio, fino a 4 mesi fa, 5 mesi fa eravamo sul mese. Ma fra 6-7 mesi quante persone, quanta popolazione potrà soddisfare? Fondamentalmente stiamo lavorando molto con l'industria in questo momento. Noi le tocchiamo quotidianamente realtà industriali che veramente stanno chiudendo. Quante?
Perché è importante vuol dire quanto, perché se ne fa 10 un conto, se ne fa Allora, un no, milione. il problema grosso è trovare manodopera specializzata E quindi problemi e anche lì. componentistica, e quelli i problemi che sto vivendo io in questo momento, perché io avrei lavoro per i prossimi 4-5 faccio il anni. cattivo, mi dica quante persone può soddisfare e in che tempi può soddisfarlo, perché sennò parliamo che poi ha tutti gli altri problemi, tenendo presente tutti i problemi che ha. Fra un anno, 6 mesi, 7 mesi, quante persone potrà soddisfare? Oggi abbiamo 30 grossi impianti industriali, ma molto grossi, si parla di centinaia di migliaia di metri cubi assorbiti, che andremo a soddisfare entro aprile-maggio del prossimo anno. È soddisfacente? Non lo è, sono il primo a dirlo, perché abbiamo una richiesta che è centuplicata. Quindi la proposta è un po'... No, il problema è che... Non è di facile soluzione. Ma le soluzioni ci sono, è che andavano affrontate prima. Certo. Mi sembra di vedere Roberto Marcato, che qui non so se è responsabile dello Stato, aiutatemi che qui voi che siete tecnici, l'altro giorno, 20 giorni fa, vado a fare gasolio alla macchina e vedo il prezzo del gasolio 1.600 rotti. Ho detto quanto è diminuito il gasolio, invece poi ho capito che era la benzina e il gasolio era aumentato. La domanda che mi sono fatto, per fare la benzina c'è bisogno di una lavorazione di più del gasolio, aiutatemi se dico una stupidaggine, e dico ma come mai hanno aumentato il gasolio più della benzina, se la benzina ha dei costi superiori ovviamente nel lavorarla? E ovviamente qualcuno qui ha fatto il furbetto a danni, perché ha capito, presumo, che il gasolio ha un consumo 10.000 volte superiore alla benzina, ha detto ci guardiamo di più. L'altro giorno il metano è aumentato a un prezzo che è quasi pari alla benzina, e chi ha preso la macchina a metano per risparmiare è, scusate la parola poco elegante, incazzato nero. E chi fa ste robe qui? E chi gliele permette? È un punto cruciale, bisato, marcato, che la politica credo debba fare qualcosa, non lo so. È come io aumento 10 volte il pranzo e si arrabbiano perché c'è fuori il prezzo, e lì lo aumentano il giorno dopo. Di sabato lei vede dove fa la benzina, marcato, diminuiscono di un po' perché va più gente, poi il giorno dopo lo aumentano, la sera lo riaumentano, il giorno dopo lo abbassano, fanno che cavolo vogliono tutti, ma a discapito di noi cittadini, cioè è la politica zitta. C'è anche chi ha fatto il furbo, Ma c'è anche, lasciamo stare i furbi, parliamo quelli che sono legali come dice lei. Ma dico, i 30 io se faccio un errore come un'azienda, domani mattina arriva la finanza, arriva il NAS, arriva questo, arriva quell'altro, lì fanno tutto quello che vogliono perché sono multinazionali ed è permesso. Ecco, io non lo so se, vedo delle cose che la politica dovrebbe fare. Una su tutti Amazon, cominciare a tassarlo, quantomeno fargli pagare l'IMU e sì, dopo è una corresponsabilità, perché per esempio io mi ricordo quando ho fatto il piano energetico provinciale di Padova, che è rimasto l'unico piano energetico. Poi l'ha fatto molti anni fa, credo. L'ho fatto nel 2009, è stato approvato in Consiglio nel 2010, e mi ricordo che uno degli elementi di forza di quel piano era proprio io spingevo per mettere il fotovoltaico sui tetti delle aziende. Tenga conto che in quegli anni, con gli incentivi che c'erano, di fatto tu l'impianto te lo pagavi con l'energia che producevi. Non ne ha approfittato praticamente nessuno, se non pochissimi imprenditori, eppure era uno strumento che c'era, quindi evidentemente c'è anche una sensibilità ambientale. Io mi ricordo che avevo fatto anche un bando per incentivare questo, e con i soldi che dava il GSE uno riusciva, per esempio, c'è un tema che era adesso un po' meno, però c'è ancora il tema dell'Eternit, no? Dei tetti fatti con l'Eternit, e là c'era la possibilità di con questo strumento proprio del fotovoltaico di bonificare il tetto e mettere il fotovoltaico. Non avete comunicato? Quanti l'hanno fatto? Però non è stato magari comunicato bene. Ecco, questo è il problema, che sì, non è stato comunicato bene. Guarda, io mi ricordo, lo racconto sempre, quando ero assessore ai servizi sociali a Piombino Dese nel 98, neo assessore proprio, mai fatto politica in vita mia, metto in piedi per la prima volta la ginnastica per gli anziani. Cosa faccio? Faccio la delibera di giunta, viene pubblicata, la metto nel giornalino comunale.
poi la faccio dire dai preti nelle varie messe, dico che c'è questa opportunità, poi faccio delle locandine e le faccio appendere in tutti i locali pubblici. Viene una signora e viene là a lamentarsi che lei non sapeva che c'era un termine per l'iscrizione, non sapeva che c'erano questi corsi. E mi dice, signora, ma io ho fatto mettere sul bollettino comune, vabbè, se uno non lese, ma ho fatto dire in cena, ma se uno non va a messa, ho fatto mettere nel coso del pan, ma se mi non va a torre il pan, e la signora sta a casa e fa manco fare ginati, cosa vuoi fare? Però, cioè, c'è sempre un motivo per... No, ecco, l'italiano, forse non l'avevi detto, sì, ma cosa c'è però lo Stato? Cosa va a venire a casa tua a dirti, guarda che esiste questa possibilità qua? È anche c'è anche un dovere civico, l'ignoranza è una colpa. Sì, però nel fatto specifico, quando c'è un'iniziativa di qualità come questa, mi semplifico, se lei prende un palasport e decide di pubblicizzare il palasport e di vestire Pala Roberto Marcato. Ma perché non l'abbiamo fatto? Spiego, no, mi ascolti, Marcato, dovresti fare tutti col fotovoltaico. Marcato, mi ascolti, scrive Pala Roberto Marcato e spende €1 milione all'anno per quella pubblicità. Poi deve spendere €1 milione in più per pubblicizzare che ha fatto quello, se no quello non le rende quello che lei ha investito in pubblicità. Non so se mi sono spiegato bene. Ma la sensibilità ambientale dovrebbe portarti nel 2009, e come politico e come imprenditore a cogliere tutte le opportunità Marcato, che il nel sistema 2009 era un po' impegnativo, adesso paghiamo quelle scelte. Paghiamo non solo quelle. Se tutti avessero fatto come lei, le cose sarebbero diverse. Carlo Valerio deve ancora dire la sua su questi ragionamenti complessi che abbiamo già iniziato a parlare. Io sottolineerei il fatto che sono complessi, perché è chiaro che noi cittadini normali ci troviamo con delle bollette che salgono molto, con delle richieste, con tutta una serie di elementi che modificano la nostra esistenza in quel momento, e ci chiediamo, ma a me non l'ha mica detto nessuno. Il punto è un altro: questa società nella quale noi viviamo è molto più complessa di quello che ci piacerebbe, e l'individuare sempre un colpevole o chiedersi sempre se questa cosa è legale o non è legale è umano, ma non è produttivo e non è costruttivo. E quindi cosa può fare? Perché è bello quello che dice, però... Ma certo, allora intanto noi non dobbiamo, scusatemi che può sembrare una cosa irrispettosa, noi non dobbiamo drammatizzare, perché oggi ci troviamo in questa situazione. È chiaro che questa situazione nel mondo, o almeno in Europa, non può durare. Perché non è che ci sono le preoccupazioni della mia azienda. In quanto tempo non può durare? In quanto tempo dipenderà da quanto la politica riuscirà a riprendere il suo ruolo di programmazione. Allora, quello che abbiamo detto prima. Ma sì, ma io non sto dicendo che non diciamo delle cose corrette, ma dicevo, non si può dire ma questi aumentano, è legale, non è legale. È nei fatti. È come la questione delle tasse. In Italia i referendum per abrogare le tasse non sono previsti dalla Costituzione. Ecco. Allora, questo è un'estremizzazione, ma per dire che ci sono alcune cose che sono interdipendenti da tantissimi fattori, e noi di questo dobbiamo prendere atto, soprattutto chiunque di noi, come siamo qua, ha un briciolo di responsabilità, perché in qualche modo sta rappresentando le esigenze o le preoccupazioni delle persone. Quindi la prima cosa è essere seri ma non drammatizzare, perché le bollette che aumentano di 10 volte chiaramente sono un'onda, non potrà essere così. Il gas l'altro giorno era a 315 a megawattora, oggi è sotto i 200. Allora vuol dire che queste cose sono onde anche emotive legate dal fatto che oramai noi viviamo in una società nella quale i fatti non esistono più, ma esistono le proiezioni dei fatti che si scaricano in borsa con preoccupazioni o con entusiasmi. E questa è una cosa. Quello che invece va fatto è, nel contingente, trovare il modo di affrontare la situazione e di minimizzarne i disastrosi risultati. Questo sì può essere fatto. Così come doveva essere fatto tanti anni fa un ragionamento sul futuro energetico,
perché noi viviamo sempre nella logica che spendo un po' meno e quindi va bene così. Non è stato fatto, quindi... Non è stato, no, ma da oggi bisogna cominciare a farlo. Prima Alberto parlava del gas alternativo. Attenzione, lui sta parlando di tecnologie che consentono ad altri gas di entrare negli stessi circuiti che sono quelli che noi usiamo normalmente, ma il butano e il propano costano, non è che sono aria compressa, forse lui... costano molto meno del metano. Oggi costano molto meno del metano, così come il metano costava molto meno della benzina quando le macchine si trasformavano a metano, e la macchina funziona sia a metano che il problema è cosa bisogna fare. Allora, quello che bisogna fare è da subito iniziare a fare delle cose che siano costruttive. Una cosa da fare, per esempio, è prendere, prima si parlava di super bonus e stendiamo un velo pietoso su questa cosa, prendere i finanziamenti dello Stato o della Regione, fare dei programmi specifici di spinta verso le rinnovabili. Questo è il punto. La Spagna e il Portogallo in particolare, è autonomo con le sole sorgenti naturali. Certo, poi mercato. Mi è venuto in mente, vado in pubblicità, però faccio questa provocazione e la faccio da bar, mettiamola così fra virgolette. Però ho detto che bravi che sono stati in Bisato. Allora, hanno portato, una volta nelle abitazioni il gas era all'interno, arrivava quello che misurava, doveva venire all'interno, suonare il campanello e misurarlo. Oggi hanno fatto che sia tutto fuori dalle case, in modo che vengono, adesso è tecnicamente facile perché lo fanno addirittura dagli uffici e ti tolgono il gas. La corrente è la stessa cosa, te la controllano direttamente dalla sede, non serve che vengano a casa tua a leggere. E dopo che hanno fatto tutta questa cosa qui, hanno detto, beh, adesso comandiamo davvero noi sotto tutti i punti di vista, perché nessuno ci deve aprire una porta, aumentiamo il tutto. È un brutto pensiero, però di volte pensare male non fa mai male, che gioco di parole, tra poco.